Presidente, fondatore di Eclisse, che cosa rappresenta per lei questo gesto che la sua azienda vuole fare per questa realtà così importante? Diciamo che questi gesti sono sempre importanti perché appunto è di far del bene a delle persone con cui ne hanno bisogno, quindi secondo me è sempre una bella cosa. Ecco. Diciamo che quei ragazzi che lavorano qua con me non voglio lasciarne fuori neanche uno, sono tutti, ma dico tutti di bravi ragazzi, tutti brave persone che si dedicano al lavoro e sono veramente persone che è piacevole quando si ferma a parlare, perché io purtroppo sono un po', non riesco mai a vedere tutti quanti, ma comunque è sempre piacevole e ha un piacere, penso, come si comportano anche di parlare con loro. Presidente Tonetto, oggi è una giornata importante per l'emergenza sanitaria dell'Alta Marca. È un traguardo importante per noi perché finalmente siamo riusciti, grazie al coinvolgimento del territorio, grazie ad Eclisse che ci ha dato una mano, che ha sentito i nostri bisogni, è un traguardo per aver potuto rispondere con prontezza alle esigenze del territorio. L'acquisto del furgone per noi è importante perché risponde a bisogni che abbiamo rilevato durante le manifestazioni, durante le gare ciclistiche, le gare del trail e via dicendo, e quindi avevamo bisogno di un supporto logistico molto più importante e comunque per noi è importante anche per rispondere, essere pronti a rispondere al territorio laddove ci sono le esigenze. Vicepresidente Paoletti, allora come funziona questa unità di supporto logistico? Allora, è stata pensata per essere multifunzionale perché può funzionare da centro di coordinamento di una manifestazione o di un'emergenza, può essere, visto che ha una sorta di punto di primo soccorso, un supporto sanitario per un'emergenza, o può essere rimosso tutto l'allestimento perché è tutto smontabile e è creato un pulmino a 9 posti per il trasporto di persone, quindi a seconda dell'esigenza può essere modificata. Qual è la percezione della popolazione rispetto al vostro intervento e alla vostra presenza sul territorio? Beh, la popolazione, come anche la dimostrazione appunto di oggi che inauguriamo il nuovo furgone logistico di supporto, dimostra proprio che la popolazione è vicina alla nostra attività, che è un'attività, se vogliamo, in parte anche inusuale, un po' anche rischiosa se vogliamo, ma molto, molto sentita e assolutamente necessaria in un territorio anche come il nostro, che ha delle difficoltà orografiche oggettive da gestire. E quindi siamo veramente contenti anche del supporto anche di tipo economico che ci arrivano dei segnali anche di tipo economico che ci arrivano da associazioni, da aziende, da altri enti privati per il sostegno della nostra attività che è esclusivamente di volontariato.